Eccoci amici da casa, quest'oggi giornata speciale, torniamo a Paraggi. Questo qua dietro, qualcuno di voi l'avrà visto il telegiornale, è lo scoglio della Carega, simbolo di rinascita. Torniamo a Paraggi questa mattina. Guardate la bellezza di questo posto. Eccoci, siamo finalmente arrivati nella bellissima baia di Paraggi. Sono circa le 7, 7 e un quarto. Questa mattina il comune ha permesso di lasciare passare i residenti e non per recarsi nei comuni di Paraggi e Portofino, siccome la strada è stata completamente distrutta dal mare ed esiste solamente una passerella pedonale. Quindi noi ne abbiamo approfittato, abbiamo comunque il nostro permesso sempre obbligatorio rilasciato dall'area marina protetta di Portofino per pescare in questa bellissima spiaggia. Che dire, iniziamo a darci da fare. Adesso lanciamo subito una canna, così recuperiamo un po' di tempo e nel mentre poi montiamo la seconda. Questa mattina come esca abbiamo americano, coreana, bibi e scuffiette che sono piccoli di calamaro. Partiamo subito con americani 0,22 fluorocarbon e vediamo un attimo cosa c'è. Poi ho un paio di idee da testare durante la mattinata. Non abbiamo neanche fatto in tempo a montare la seconda, che è già partito un saraghetto che rilasceremo. Questo posto è il paradiso del pescatore. Stamattina per la prima volta ho con me la mia nuova canna, la Maver Elite Titanium 250 Oceano, una bomba letteralmente, 3 pezzi che ho comprato come terza canna, diciamo la canna matta tra virgolette, da utilizzare col vivo o con qualche esca bella pesantina mentre peschiamo con 2 canne normali. Adesso stamattina io pesco con 2 canne e l'ho armata normalmente, però dalle prossime battute sicuramente sarà usata con altro scopo. 7,40, canne in pesca. Sta uscendo il sole e questa è la meraviglia che ci troviamo davanti. Il tempo di accenderci una sigaretta e la nostra Maver inizia a tremare. Sicuramente non sarà una mattinata fiacca. E questa mattina il mare leggermente agitato crea le condizioni ideali per questi saraghetti. Stamattina, per chi mi segue da un po', ci troviamo nella bellissima baia di Paraggi, che si trova esattamente tra il comune di Santa e quello di Portofino, duramente colpiti dalla mareggiata di ottobre, come possiamo vedere anche dalla spiaggia, dalle strutture dietro di noi, qual è stata la forza del mare quella notte, che ha completamente distrutto anche gli stabilimenti dentro questa baia. Cosa dire, la strada per Santa Margherita, l'avete vista anche al telegiornale, è stata completamente distrutta e solamente oggi tramite una passerella
è possibile passarci. È stato isolato per circa 1 mese e mezzo questo posto, quindi anche i pesci hanno avuto la loro tregua. È arrivata anche lei, la piccola mormorina. Slamiamo e ributtiamo in mare. Eccoci, questa bellissima alba. Adesso ho provato un esperimento: 2 lanci corti sull'estremità della spiaggia. Vediamo un po' cosa succede, sempre con l'americano. Bastato veramente un niente. Il pesce si è ferrato dopo nemmeno 5 metri, ha vinto lui. A volte vinciamo noi, a volte vincono loro.
8:30, questa bellissima alba. Stiamo continuando a lanciare corto, a vedere se sotto riva c'è la presenza di qualche pesce. Diciamo che gli scorsi giorni ha fatto mare grosso e vento forte. Qui nella baia di Paragi il tempo al mare ci dà una tregua sicuramente e ne sentiamo molto meno rispetto all'esterno. Diciamo che a metà della mattinata è dato mare in aumento e vento in aumento. L'unica cosa che può andare a influire nella nostra battuta è sicuramente il vento. Speriamo che le condizioni rimangano costanti. Eccoci, un'altra mini mormorina che rilasceremo è venuta a farci visita. 9:10. Adesso facciamo partire il nostro primo esperimento. Coreano flotterato, adesso mi si è spezzato, non fa niente, sulla lunga distanza. Vediamo un po' se col flotter e la coreanina sulla lunga distanza riusciamo a trovare qualche pesce di mezz'acqua. E 9. Adesso sta aumentando un po' la corrente e andiamo a montare i nostri nuclear, ami nuclear dell'8 con questo 0,24 della Trabucco fluorocarbon, così da aumentare un attimo il diametro dei fili e vedere un attimo che non si intorciglino. La Maverick Titanium 250 oceano che vedete qua sulla sinistra, di fianco un Aspire 204,30 di lunghezza. Diciamo che la Maver, pur essendo una canna potentissima, ha un cimino veramente ma veramente fantastico ed è una canna che consiglio perché è veramente bella, potente, sensibile, tiene il mare, lancio incredibile, veramente un bel acquisto. Ci troviamo nella seconda parte della nostra pescata ed è giunto il momento di cambiare sulla lunga distanza il flotter con la coreana con un bel bibi. Vediamo anche questa mattina per la montatura sono rimasto costante, montatura scorrevole, porta piombo, una corona di tubetti e perline,
che vanno a fare da ammortizzatore alla nostra girella con moschettone, al quale attaccheremo il terminale. 0,40 di shock leader in bobina dello 0,26. Ecco, siccome questi bibi non sono di particolare grandezza, ne ho montati due, uno di seguito all'altro. 0,24 di terminale fluorocarbon a modellotto, non un amo eccessivo, e vediamo un po' cosa succede. Quasi le 10, il mare è un aumento, siamo leggermente arretrati con le gambe, abbiamo rimesso sotto qualcosa di più pesante, bibi americani 0,24, il mare sta leggermente aumentando, siamo sempre comunque in una baia, quindi tutto molto moderato. Potrebbe esserci un po' di corrente, quella sì, ma vediamo un attimo di risolvere la situazione. Adesso il mare rimane sempre contenuto qua nella baia, ma sta aumentando la corrente, quindi aumentiamo ancora i terminali, portiamo il nostro 0,24 a uno 0,30 e vediamo un po' cosa succede. 11, siamo agli sgoccioli di questa battuta, doppio bibi, 0,30 di terminale per reggere la corrente che è venuta a formarsi dentro la baia. Diciamo che il mare non dà fastidio qua dentro, anche perché non c'è tantissimo fondale, al massimo si fanno qualche ondetta anomala, ma il basso fondale crea veramente una corrente incredibile che va a disturbare tantissimo la nostra azione di pesca. Questo per farvi vedere la forza del mare, della mareggiata di ottobre. Piegato direttamente un palo di ferro. Surf contro surf. Finita, sono quasi mezzogiorno. Che dire, il mare, la previsione già va in aumento, vento forte nel pomeriggio e si può vedere che sta iniziando a caricare. Siamo comunque protetti nella baia e di conseguenza è sempre limitato. L'unica cosa è che il mare in aumento vuol dire anche corrente in aumento, di conseguenza le nostre lenze, i nostri terminali
nell'ultima ora, un'ora e mezza sono stati tutti aggrovigliati, abbiamo aumentato il diametro ma non c'è stato niente da fare. Sicuramente la prossima battuta in scaduta sarà sicuramente migliore, qualche pesciolino l'abbiamo visto, ci siamo divertiti, abbiamo passato una bellissima mattinata pur essendo dicembre, la temperatura è gradevole in Liguria e che dire, alla prossima puntata. If you talk all the time, you'll never hear what anybody else has to say. And therefore all you'll have to talk about is your own conversation. The same is true for people who think all the time. That means, when I use the word think, talking to yourself, subvocal conversation, the constant chit-chat of symbols and images.